Era malato da tempo di SLA e alla fine, all'età di 71 anni, si è dovuto arrendere alla malattia, ma il catanese Pietro Anastasi verrà per sempre ricordato come massima espressione sportiva del Sud. Nato a Catania il 7 aprile 1948, divenne l'idolo della Torino Operaia bianconera. Dopo l'esordio a Varese, infatti, proprio alla Juventus comincia la sua storia. Anastasi in Piemonte vive anni straordinari, veste il bianconero per 8 stagioni, dal 1968 fino al 1976, per un totale di 303 presenze, 130 gol e 3 scudetti vinti. In seguito, passato all'Inter in cambio di Roberto Boninsegna, si conferma giocatore di spessore. Il centravanti siciliano gioca 46 partite segnando 7 reti, per poi chiudere la carriera prima nell'Ascoli e poi nel Lugano. In nazionale Anastasi fu campione d'Europa nel 1968. Da azzurro ha disputato 25 gare siglando 8 gol, di cui uno nella storica finale dell'Europeo contro la Jugoslavia all'Olimpico di Roma, e quei gol rimarranno per sempre scolpiti nella storia del calcio. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stata la Juventus sul proprio sito, parlando di un giorno triste e salutandolo con un "grazie per tutto ciò che hai fatto". Adesso al calciatore verrà intitolato un campo a Catania di proprietà del comune, un luogo in cui i giovani possano crescere e vivere il sogno di diventare come il campione. Ma oggi a Catania, tra le strade del Fortino, quartiere storico dove Pietro era cresciuto, regna anche la tristezza per un centravanti simbolo di un calcio, quello a cavallo tra gli anni 60 e 70, fatto di amore e emozione, oramai finito. E tutti salutano un uomo siciliano entrato nella storia per non uscirne mai più. La prima volta che giocavamo insieme abbiamo cercato di fare il più possibile, ci siamo trovati bene. L'azione del gol praticamente l'ha causata lui con Rivera, che sono arrivato io dietro e ho fatto il gol.